A tutti voi ben trovati a questo appuntamento in diretta con A voi la linea. In primo piano la visita in regione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un percorso in 3 tappe questa mattina a Trieste che si è concluso poco fa quando il Capo dello Stato è uscito dall'ITIS, Istituto Storico per l'accoglienza degli anziani in centro città a Trieste. Una visita iniziata questa mattina alle 10:15 da Piazza Unità d'Italia a Trieste in prefettura, l'incontro storico con la firma per il passaggio di proprietà del Narodni Dom alla comunità slovena. Poi il Capo dello Stato si è spostato all'università per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Non era previsto in scaletta, ma Mattarella è intervenuto dopo gli altri discorsi, un intervento incentrato in particolare sul tema della guerra. Il pensiero è andato subito agli ucraini, agli studenti ucraini che sono accolti anche dall'Università di Trieste. Trieste, ha detto Mattarella, territorio di frontiera che ha attraversato momenti difficili e che per questo avverte con particolare intensità la gravità di quanto sta accadendo. Trieste, ha detto ancora il Capo dello Stato, rappresenta un esempio per l'Europa, per il suo destino legato alla pace e alla collaborazione. Quindi il Presidente della Repubblica ha fatto riferimento alle 3 grandi sfide, emergenze che l'Europa si trova ad affrontare, quella per la pandemia che non è stata ancora definitivamente sconfitta, e poi la ripresa economica con i piani nazionali, il PNRR per l'Italia. E a tutto ciò, ha detto, si è aggiunta questa guerra di aggressione della Russia all'Ucraina che ci impone la necessità di recuperare la pace, la sicurezza, il pieno rispetto delle regole del diritto internazionale. Una guerra da fermare subito, ha detto il Presidente, una guerra in attesa, ma sentiamo una parte del suo intervento. Gli interventi di questa mattina vi sono stati alcuni elementi comuni che vorrei richiamare, che si legano intorno a valori condivisi e comuni, a partire dall'impianto della relazione del Rettore. La dottoressa Gasbarro ha esortato a non perdere la speranza. Il dottor Formisano ha indicato 3 punti che vorrei richiamare. Li cito in maniera imprecisa: la crescita della persona, il superamento, l'eliminazione, la rimozione della precarietà e la conoscenza. La professoressa Marceglia, che ringrazio molto per la davvero interessante prolusione, su un tema che lei ha definito bene, trasversale, perché riguarda ogni ambito del sapere e della vita, ci ha ricordato in conclusione che il dato è umano, perché i dati servono alla condizione umana, al suo miglioramento, e ci ha ricordato l'importanza basilare della condivisione dei dati e della conoscenza e delle conoscenze. Nel corso della pandemia, pur con le gravi difficoltà che questa ha provocato nella vita in tutto il mondo, ciascuno di noi, ha però presentato una diffusa manifestazione di solidarietà dalle cose quotidiane, dalla vita quotidiana, da quelle apparentemente più semplici ma sempre impegnative della vita quotidiana, alle grandi sforzi complessivi di carattere scientifico. Questa solidarietà ha consentito di far registrare una veloce definizione e produzione di vaccini, il cui valore apprezziamo sempre di più, particolarmente in queste settimane in cui aumenta la diffusione del contagio
ma senza conseguenze gravi per la pressoché totalità di coloro che sono vaccinati. Questo risultato è stato possibile per la grande collaborazione internazionale nella comunità scientifica. Quel mettere insieme dati, conoscenze, risultati, avanzamenti di ricerca che al di là dei confini degli Stati e superandoli ha prodotto questo sforzo, ha consentito questo sforzo di grande successo della comunità scientifica internazionale. E questo è un risultato significativo, di grande rilievo, che per la verità si sperava fosse seguito anche a livello politico dai governi degli Stati. Si pensava, confesso lo pensavo anch'io, che questa drammatica esperienza, vissuta da tutto il mondo contro un pericolo comune, che ha messo a rischio il genere umano, avesse fatto comprendere anche a livello dei governi degli Stati l'esigenza di ricercare condivisione, dialogo, collaborazione. Non poteva esservi richiamo più convincente di quello che è avvenuto per spingere tutti gli Stati, tutti i popoli a fronteggiare insieme i nemici dell'umanità. La pandemia, quelle possibili in futuro, il deterioramento delle condizioni climatiche, quelle drammatiche conseguenze di aumento della povertà e di effetti di fame nel mondo. Appariva logico, sembrava anche possibile. Invece abbiamo dovuto assistere al riesplodere di aggressivi egoismi nazionali, alla moda di quanto non avveniva dall'Ottocento, dai secoli scorsi, un retrocedere della storia e della civiltà che mai avremmo immaginato possibile in questo inizio di millennio, assistendo a vittime di ogni età, dai bambini agli anziani, a devastazioni di città e di campagne, a un impoverimento del mondo. Non riusciamo neppure a rinvenirvi una motivazione razionale. Le ragioni della convivenza umana pretendono che si ponga fine alle guerre. La pace è sempre doverosa e possibile. Proprio per questo stiamo rispondendo con la dovuta solidarietà all'aggressione nei confronti dell'Ucraina, con l'accoglienza dei profughi, con il sostegno concreto a chi resiste a difesa della propria terra contro un'invasione militare, con misure economiche e finanziarie che indeboliscano chi pretende di imporre con la violenza delle armi le proprie scelte a un altro Paese, per frenare subito, per rendere insostenibile questo ritorno alla prepotenza della guerra, che se non trovasse ostacoli non si fermerebbe, ma produrrebbe una deriva angosciosa di conflitti che potrebbero non trovare limiti. Occorre fermarla, ora, subito. Stiamo rispondendo cercando con insistenza di proporre dialogo e trattative per chiudere la guerra immediatamente, per ritirare le forze di invasione, per trovare soluzioni politiche, pronti a contribuire a perseguirle non appena si aprissero spiragli di disponibilità. Tutto questo richiama ancora una volta l'importanza della cultura, l'importanza del sapere, l'importanza degli scambi di cultura nel mondo, strumento e veicolo fondamentale per il progresso dell'umanità. Per questo l'augurio che vi rivolgo è particolarmente intenso. Buon anno accademico.
Queste dunque le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che poi dall'università si è spostato verso l'ITIS di Via Pascoli per l'ultima tappa della sua visita in città. All'esterno della struttura si trova per noi Andrea Pierini, con il quale ci colleghiamo in diretta. A te, Andrea. Buonasera direttore, ovviamente buonasera di nuovo ai telespettatori di Telefriuli. Vedete l'ITIS alle mie spalle, questa che è una casa di cura per anziani storica della città di Trieste. Lo dicevamo nel corso della lunga diretta di questa mattina, circa 500 i posti letto prima dell'emergenza Covid, che indubbiamente anche qua purtroppo è intervenuta in maniera pesante. Oggi sono circa 400-350 gli ospiti della struttura. Il Presidente Mattarella, dopo essere stato ospite in prefettura, dove c'è stata la firma storica per il passaggio di proprietà del Narodni Dom dalla Repubblica Italiana alla Fondazione Narodni Dom, rappresentanza della minoranza slovena, dopo essere partito da là, la visita a Trieste del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è spostato all'università, dove abbiamo sentito il discorso molto importante, un discorso che possiamo definire anche storico. In questo momento, riassumendolo, era impensabile che dopo la pandemia non ci fosse coesione tra i popoli, e ha definito quello russo un attacco veramente inaccettabile. Concluso il suo intervento, ha inaugurato ufficialmente l'anno accademico, si è spostato all'ITIS, dove ha avuto un incontro con alcuni ospiti. Un incontro molto intimo e molto informale, è stato raccontato così da chi era presente, e alla fine dell'incontro abbiamo sentito il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che un po' ci ha detto anche quello che è successo, e con lui abbiamo anche ripercorso le parole importanti che ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dall'Aula Magna dell'Università di Trieste. Quindi ascoltiamo le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Una visita importante, si sono chiusi diversi cerchi oggi a Trieste. Il primo, Narodni Dom, consegnato alla fondazione omonima, alla comunità slovena. L'università, luogo di scienza e di ricerca in quella che è stata purtroppo la città simbolo delle proteste Novax, e poi una casa di riposo, un altro simbolo della lotta alla pandemia. E devo dire che anche il Presidente della Repubblica mi è sembrato molto contento della visita odierna, anche per gli incontri, sia a partire da quelli in prefettura che all'università, con gli interventi svolti, e anche qui, perché anzi qui l'ho visto veramente particolarmente emozionato il Presidente con la visita all'ITIS, perché ha visto la comunità importante che l'ITIS gestisce, di persone tenute molto bene, con grande dignità, ma devo dire una partecipazione anche degli ospiti di ITIS alla visita del Presidente molto importante, anche quasi confidenziale i colloqui che ci sono stati. In questo senso cosa ci può dire di quello che si sono detti? È stato letto anche delle lettere da parte di alcuni ospiti, ringraziando della presenza e anche facendo presente i momenti di sofferenza che hanno vissuto gli anziani durante la pandemia qui ospitati, perché ovviamente la divisione dei propri cari, la non poter dialogare con le persone a loro vicine. Il Presidente ha anche risposto, ha ringraziato, ha fatto presente la sua consapevolezza ovviamente di questa sofferenza, ma anche che grazie alle misure prese sono riuscite a salvare tante vite, che evidentemente, se la pandemia fosse stata ancora maggiormente diffusiva, sarebbero state colpite. C'è stato un discorso molto pesante di Mattarella, molto forte di Mattarella nei confronti della Russia e della situazione in Ucraina nell'aula Magna di Trieste. Non c'è dubbio che condannare l'aggressione è quello che fortunatamente tutte le forze politiche unanimemente hanno fatto anche all'interno del Parlamento. E quindi su questo penso non ci sia possibilità di discussione. Bisogna aiutare, oltretutto, quello che sta facendo il sistema delle regioni, i profughi della guerra. Io ho fatto un passaggio anche durante l'intervento, se avete notato, dove però ho detto che la cultura serve a non isolare ma ad aprire il dialogo. Quindi devo dire che iniziative dove persone semplicemente perché hanno il passaporto russo devono essere estromesse, magari non hanno nessuna colpa, anzi magari sono contrarie alle scelte del governo russo, non si possono isolare, bisogna anzi coinvolgerle nel dialogo.
Di nuovo insieme in diretta con A voi la linea. Andiamo adesso a Udine perché questa mattina sono iniziati a Casa Cavazzini i lavori di imballaggio delle opere che lasceranno Cavazzini per tornare a casa come hanno richiesto i musei russi che le avevano concesse. Le operazioni sono particolarmente delicate, si sono comunque svolte alla presenza dei visitatori che sono già più di 50.000. Casa Cavazzini, la forma dell'infinito, alle mie spalle vediamo che le opere, alcune opere, stanno cominciando appunto a lasciare la rassegna. Continuerà il trasporto anche nel pomeriggio, un'operazione particolarmente difficile. Sì, certo, la restituzione delle opere provenienti dai musei russi su questa situazione ha pesato soprattutto la situazione internazionale, siamo costretti a restituirli immediatamente. Naturalmente la fase di restituzione è una fase molto delicata perché significa controllare la conservazione delle opere, come esse sono state lasciate e come è continuata all'interno dei locali del museo, e quindi è un'operazione che richiede molto tempo. Dopodiché le opere vengono di nuovo imballate, messe in casse climatizzate, e quindi domani mattina attendiamo il camion che dalla Russia le riporterà a casa. Ecco, effettivamente per voi no? Cioè, è un dispiacere, perché tanto più che avevate avuto all'inizio l'autorizzazione a tenerle qui fino a maggio. Sì, d'altra parte però questo rientra nei rapporti internazionali. Certo. Quando i musei russi ci hanno chiesto di restituirle, naturalmente non abbiamo potuto trattenerle come ci sarebbe piaciuto. Ci si affeziona sempre un po' alle opere che vengono esposte in una mostra. Tu passi nelle sale ogni giorno, le vedi e quindi ti affezioni un po'. Diciamo che il momento è finito, devono rientrare a casa. Ecco, e qui ne arriveranno per alcuni giorni altre, abbiamo già visto. Sì, alcune opere verranno sostituite, come è stato anche già preannunciato, da alcune riproduzioni di opere di un testo illustrato di Matisse, e che quindi vale comunque la pena vale la visita alla mostra anche negli ultimi giorni. Vi aspettiamo. Ecco, e tra l'altro dobbiamo dire che abbiamo superato qui a Casa Cavazzini, sono stati superati 50.000 visitatori. Sì. Ve lo sareste aspettato? Era un auspicio, ma certamente non avevamo nessuna sicurezza di questo. Siamo molto soddisfatti. Sì, perché se pensiamo a tutte le difficoltà, Covid soprattutto, no? Covid, la guerra in ultimo, sì, il Covid ha pesato soprattutto nei mesi più freddi, quindi gennaio-febbraio, e la proroga era stata appunto chiesta anche per sopperire a quel momento in cui naturalmente le persone preferivano non venire all'interno dei musei. Per ovvie ragioni. Oggi qui in giro per il museo si vedono soprattutto giovani, tanti giovani, però si vedono anche persone di tutte le età e si sente parlare in inglese, si sente parlare in tedesco, si sente parlare in francese, quindi vuol dire che la rassegna ha un respiro internazionale. Assolutamente sì. Qui oggi ci sono scuole, ci sono scolaresche non solo provenienti dagli istituti di Udine, ma anche da fuori. Avremo dei gruppi stranieri che vengono dall'Austria, dalla Slovenia, e quindi grazie anche a naturalmente una promozione che è stata fatta in maniera molto intelligente. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.